Buongiorno, mi chiamo Enrico Maltoni, mi occupo di storia e cultura della macchina caffè espresso. Il mio progetto è nato nel 1988 come collezionista, ho trovato questa primissima macchina del caffè e da quel giorno mi sono innamorato e mi sono dedicato interamente a questo progetto. Negli anni 2000 ho sviluppato la mostra itinerante che ha toccato 14 tappe ed è stata esposta in tutto il mondo, nei 5 continenti, e questo successo ha portato la collezione Enrico Maltoni, che rappresenta proprio la storia della Made in Italy, della macchina caffè espresso, a realizzare un museo grazie al gruppo Cimbali. Il museo è aperto a Binasco, si chiama MUMAC, Museo Macchine per il Caffè, ed è un museo che raccoglie e soprattutto racconta la storia della produzione della macchina, quindi dai primissimi del Novecento fino ai giorni nostri. È un museo di 2000 metri quadrati, suddiviso in 5 aree, dove ogni area viene ben documentato e raccontato non solo con le macchine esposte, ma anche con un archivio di documenti storici e con dei video multimediali dove è possibile consultare e conoscere tutto il suo grande successo produttivo. Vi aspetto tutti a Coffee Show Latte Art 2013, dove presenterò il nuovo libro Coffee Maker, dove è un libro che racconterà la storia delle caffettiere, quindi un libro molto ampio dove è ben raccontato e suddiviso tutta la storia della caffettiera non solo italiana ma prodotta in tutto il mondo. Quindi a presto, buon caffè dalla collezione Enrico Maltoni.